Mancano poche ore al voto, la CGIL presenta ai candidati le proprie istanze. Quali sono le priorità per il Veneto? Stiamo vivendo una stagione demografica particolarmente complessa, l'invecchiamento della popolazione è un dato ormai consolidato, un quarto della popolazione veneta, così come della nostra provincia, è sopra i 65 anni, quindi ci sono bisogni contingenti rispetto al tema della salute, delle case di riposo piuttosto che delle IPAB. E dall'altra parte ovviamente c'è un tema di denatalità e di invece sostegno alle politiche per la casa, per i giovani, per l'occupazione delle donne, che sono ormai riconosciute come elemento fondamentale per far crescere il PIL. C'è tutto un tema che oggi è assolutamente cruciale in tutto il Paese, nella nostra realtà, dove la narrazione di una sanità perfetta invece poi la realtà dice altro, quindi una inversione rispetto a quelle che sono state le scelte in tema di sanità. Abbiamo un alto tasso di privatizzazione e quindi di profitto che si fa sulla salute delle persone, servono investimenti, quindi in personale, in strutture sulla territorialità per corrispondere sempre di più ai bisogni delle cittadine e dei cittadini. C'è preoccupazione anche appunto per le politiche industriali della regione. Sì, il Veneto da anni segna un prodotto interno lordo molto basso, c'è un tema di deindustrializzazione dei nostri territori. Verona nell'ultimo anno ha vissuto profonde crisi industriali, soprattutto nel sistema metalmeccanico, nel sistema manifatturiero, e questo coinvolge anche l'intera regione. Bisogna ragionare in modo diverso del sistema turistico, che non deve essere un sistema che produce desertificazione anche residenziale nelle città a favore, no, del profitto negli alloggi brevi e nella qualità soprattutto del lavoro che determina l'industria del turismo. Tutti elementi che possono essere in qualche modo governati da un'eventuale agenzia per lo sviluppo regionale che ad esempio noi fra le varie cose chiediamo. Quindi ecco, le tematiche sono molte, molto complesse, ma insomma la regione e chi si appresta a governare la regione deve avere, avrà la CGIL come interlocutore fondamentale e pungolante in ogni momento. Ecco, quali sono anche le aspettative verso la prossima giunta regionale, i prossimi assessori, di una costruzione di un dialogo appunto proficuo con i sindacati? Il dialogo e il confronto deve essere l'elemento costante e fondamentale tra portatori di interessi. Le organizzazioni sindacali hanno una visione molto ampia di quello che sono i bisogni delle cittadine e dei cittadini, parliamo di pensionate, di pensionati, di lavoratrici e di lavoratori su tutto il territorio veneto. Quindi i tavoli di confronto devono essere una costante nell'attività di governo della regione.